Buongiorno, giorno 21. Ho dormito abbastanza bene, ma il terreno leggermente pendente mi faceva scivolare verso il basso, quindi mi trovavo tutto raggomitolato. Però bello, non sono venuti a trovarmi i lupi. Si riparte! Porca miseria, ripartire in bomba con questa salita e lo zaino è tosta. Devo fare dei passetti piccoli e lenti per non esagerare subito. Questo sentiero è strabello e poi evita completamente la strada asfaltata che passa qua vicino, passando nel bosco. Però porca miseria, mentre la strada fa i tornanti, questo va su dritto per dritto. Non saprei dire che pendenza è questa. Sì, lo vedo, siamo sul passo. Top, ho fatto pausa, ho mangiato una strudel e un cappuccino e adesso ripartiamo verso Cavareno. Oggi sto pensando di puntare a fare altri 28 km se ci riesco. Bellissimo! Sono arrivato a Cavareno e ho visto 3 ragazzi che mi guardavano sorridendo e quindi ho rallentato un po', no? Dopo un po' uno dei 3 mi dice: stai andando all'avventura? E allora ho capito che mi dovevo fermare. Abbiamo fatto 4 chiacchiere, si sono appassionati a questo viaggio quanto lo sono io e poi abbiamo iniziato a parlare del più del meno. Mi hanno raccontato che qua vicino c'è un signore che ha fatto in bicicletta da solo tutta l'America, più di 10.000 km da nord a sud, e che passava vicino agli orsi, ai grizzly. Mi hanno offerto una birra, mi hanno lasciato un'aranciata. Ciao, buon viaggio! È stato veramente piacevole e tutto questo perché ho deciso di ascoltare l'istinto e rallentare e superare, diciamo, andare oltre la zona di comfort che mi avrebbe fatto continuare a camminare senza fermarmi. E sono veramente contento di averlo fatto, veramente contento. Adesso sto proseguendo, il panorama è cambiato tantissimo, sembra di essere, non so, non sembra il Trentino più, sembra di essere in Toscana. E ho capito che siamo in Val di Non e che dopo un paesino di nome, se non sbaglio, Cis, c'è la Val del Sole che ci porterà fino al Tonale. Cioè, questo non è Trentino, dai, dove sono le guglie di pietra, le montagne monolitiche. Bello comunque. Ciao belli! Allora, sono le 5 del pomeriggio ed è successa una cosa bellissima che probabilmente è la prima volta che mi capitava qualcosa del genere, perché stavo passeggiando lungo la strada e ho visto del fumo, ho pensato ci sarà un incendio, poi mi sono avvicinato un po' e c'era della musica, allora ho capito che era probabilmente un barbecue, una grigliata, una zona tipo da picnic, e allora ho detto, visto che sono le 2, mi fermo a mangiare. Sono andato lì e c'erano delle famiglie che abitano qui ma che vengono dalla Romania, che si sono ritrovati tutti insieme per fare un po' di festa. E io mi sono seduto a un tavolino da solo, ma subito è venuto un ragazzo di nome Gregori a offrirmi una birra. Io l'ho accettata perché questo è lo spirito di questi viaggi, e poi mi hanno invitato a mangiare con loro, ho mangiato la grigliata, mi hanno parlato dei loro cibi che tra l'altro hanno portato qui dalla Romania, anche se abitano qua da 20 anni, e mi hanno insegnato un po' di parole in rumeno, abbiamo fatto un brindisi tutti assieme, mi hanno fatto bere un sacco di grappa
e poi abbiamo giocato a scacchi, è stato bellissimo. Quindi dalle 2 mi sono fermato con loro fino alle 5 e adesso poi ho detto devo andare, quindi ora sono ripartito e sono in mezzo ai meleti. Yay! Non credo che raggiungeremo la destinazione che mi ero prefissato per oggi, perché è già tardino e mancano tanti chilometri, però camminiamo ancora un po' fino alle 9 magari. Ho visto ieri che alle 9 c'è ancora luce, quindi si può fare. Adesso smetto di raccontarvi cose perché inizia a farmi male la spalla. Yo, questa sì che è una tendenza. Oh, questa strada è strabella. Non ho visto una macchina ancora. A volte è veramente facile regalare un sorriso. Praticamente quando ero ospite di quelle famiglie, prima di andare via mi hanno voluto fare 2 panini e mi hanno voluto regalare 2 birre. E non le volevo perché era peso in più nello zaino e non le avrei bevute perché preferisco l'acqua mentre cammino. E anche quando mi fermo, se sono da solo, non è che ami troppo bere alcol. Quindi volevo rifiutarle, ma non ce l'ho fatta. Hanno proprio insistito e mi sembrava di sembrare scortese a rifiutare ancora. Adesso sono sull'asfalto, è un po' brutta questa strada, però è l'unica che posso fare in direzione di Caldes, non Caldes. E quindi avevo queste 2 bottiglie nello zaino che mi pesavano mezzo chilo in pratica. E stavo pensando, che faccio, le butto via, è un po' triste. Ho visto una ragazza in giardino e le ho chiesto se le voleva. E lei ha ringraziato, ha accettato volentieri, ma la cosa più bella è stato il sorriso che mi ha regalato e il sorriso che anch'io le ho regalato con questo regalo inaspettato, che non è tanto le birre, potrebbe essere veramente qualunque cosa, però il fatto che è un qualcosa che non si aspettava, una piccola gentilezza inaspettata. E facciamole queste cose, cioè non costano niente a nessuno, rendono il mondo più bello. Yes! Questa fa inquietudine. Ciao! Buonanotte! Sono le 5:30 e sono già sveglio. 4 ore di sonno. Non sono abbastanza. E sono un po' invaso dalle lumachine. E noto una certa umidità. Pronti via! Ho salutato tutte le lumachine che hanno anche fatto tanta cacchina sopra alla tenda. Ho fatto un po' di lavoro di pulizia, poi ho dovuto appendere, c'era per fortuna giusto un filo lì vicino. Ho dovuto appendere la parte esterna del telo perché con l'umidità, con la condensa anche all'interno della tenda, si era completamente riempita d'acqua. E per fortuna si è asciugata anche molto velocemente, però. Adesso andiamo a fare la ricerca di una colazione e voglio capire come fissare il pannello solare sullo zaino, perché adesso che per un po' di giorni non sarò ospite di nessuno diventa problematico caricare la batteria, anche perché una delle 2 powerbank si è già esaurita e non mi è chiaro perché ieri l'ho caricata proprio col pannello solare, quindi ho quasi l'impressione che più che caricarle le scarichi. Facciamo un esperimentone oggi. Mi sono fermato in un bar a bere un cappuccino e una brioche e ho chiacchierato un po' con dei signori del posto che mi hanno consigliato una strada diversa da quella che mi consigliava l'applicazione, quella che utilizzo per le mappe. Anche se allunghiamo un po', almeno siamo tranquilli in mezzo alla natura e probabilmente ci sono anche tanti posti dove fermarci con l'acqua, fontane. Inoltre ho scoperto che di qua passa un cammino che si chiama Cammino Jacopeo alla conchiglia come quello di Santiago, quindi sono molto curioso di informarmi al riguardo.
e va proprio in questa direzione. Eccoci, ho fatto una pausa pranzetto con i panini che mi hanno regalato le famiglie che ho incontrato ieri durante la grigliata. Mi hanno messo dentro 3 bistecche, avevo 2 bistecche in un panino e una nell'altro. Sono super sazio. Poi mi sono anche fermato un po' al fiume, mi sono rinfrescato i piedi, i polpacci, il sedere che mi fa un po' malino. E adesso ripartiamo. Tra l'altro oggi per la prima volta sono riuscito a trovare un modo per fissare il pannello solare allo zaino, tenendolo ovviamente aperto. E quindi sono molto curioso di vedere quanto riuscirà a caricare la power bank. Era a 0, quindi può essere proprio un ottimo sistema di valutazione. Eccoci ancora una volta in mezzo ai monti, ai boschi e al niente. Sto andando in direzione di Vermiglio, da Ossana, dove è finita la ciclovia del Sole. No, sì, si chiama così anche quella che porta a Bologna da 100 km più a nord. E questa però si riferisce alla ciclovia della Val del Sole, che attraversa tutta la vallata. L'ho fatta tutta e devo dire che è molto carina. L'unica cosa è che ha allungato un po' di chilometri il percorso di oggi, quindi mi sa che non so se arriviamo sul tonale. Sono le 6:30 e manca un po' a Vermiglio, poi mancherà tutta la parte della salitona. Vediamo, decideremo una volta lì. Ah sì, volevo dire che sono bello stanco e che c'è un sacco di vento. Guardate, c'era un sentiero anche laggiù sotto. Vabbè dai, magari risparmio un po' di dislivello sul passo. Ciao! Ciao! Mancano 11-12 km con un bel dislivello e la cosa più bella è che tra poco arrivo in una zona dove ieri è stato avvistato un orso e dove si sa che ci sono dei lupi.